La casa di San Pelaio dove Pietro Monici abitava è avvolta nel silenzio, la famiglia dell'uomo chiusa nel suo composto quanto profondo dolore. In queste ore a Treviso è arrivata anche la sorella del 38enne, Silvia, per stare vicino all'anziana nonna che viveva insieme a Pietro in questa abitazione accanto all'azienda di famiglia di allevamento trote chiusa da anni. Lui qui aveva lavorato per qualche tempo prima di coltivare il suo sogno di vestire la divisa dei Vigili del Fuoco. Un sogno interrotto per sempre giovedì sera sull'argine del Botteniga, travolto da un grosso pioppo mentre stava pescando insieme ad un amico, miracolosamente illeso ma ancora sotto shock. Il lavoro della procura, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti, continua per ricostruire l'accaduto. Sotto la lente di ingrandimento lo scambio di mail, di segnalazioni tra cittadini, comune e genio civile. Nelle prossime ore dovrebbe essere conferito anche l'incarico per l'autopsia. Intanto sul luogo della tragedia è un via vai di persone, qualcuno lascia un fiore, un messaggio, come questo scritto in inglese da un'amica di Pietro Monici, che come lui fa parte di una compagnia formata da ragazzi provenienti da ogni parte del mondo, che si riuniscono per condividere una cena, una gita, una festa parlando solo in inglese. Tra loro anche Carla e Franco, arrivati qui ricordando quell'amico unico. Siamo stati molto fortunati di conoscerlo. Era eccezionale, io lo conoscevo da solo un anno, però mai conosciuto la persona più pura e pulita d'animo, proprio genuino. Sì, ci aiutava sempre. Lui era il nostro handyman, quindi quando avevamo bisogno di un qualcuno che ci aiutasse, non so, con il lavandino, a montare delle robe, noi donne, lui era sempre lì. Ricordi preziosi che ora custodiscono gelosamente. Ancora non ci credo perché cioè, io penso a lui e lo immagino col Vivo. sorriso vivo, cioè, Presente. penso che ci vorrà un po' per tutti noi renderci conto di quello che è successo. Infatti ieri eravamo in shock, gli amici ci siamo riuniti per parlare di lui ed eravamo tristi, sì, però lo ricordavamo col sorriso. Una serata rivivendo i tanti momenti trascorsi insieme a Pietro, lui che amava i bambini, che apprezzava il buon cibo, che regalava a chiunque un sorriso, quei tanti sorrisi racchiusi nelle foto che gli amici ora hanno riunito in un album. Perché lascia un grande vuoto, Pietro. Ma sì, credo che era amico di tutti, non aveva nemici, era troppo buono, era una persona stupenda.